Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Si avvicina il prossimo step del cronoprogramma stabilito dal governo per ritornare gradualmente alla normalità dopo la pandemia. Le novità previste da domani riguardano la durata del Super Green Pass e le regole per la scuola. Scattano lunedì 7 febbraio le novità introdotte dal governo nella lotta al Covid, misure che a 2 anni dall'inizio della pandemia rappresentano un passo verso il ritorno alla normalità, almeno per chi si è immunizzato. Da lunedì la durata del Super Green Pass diventa illimitata per i vaccinati con terza dose e per quanti sono guariti dal Covid dopo il completamento del primo ciclo di immunizzazione dopo il booster. Il possesso del Green Pass base è necessario per entrare negli uffici pubblici, in posta e in banca. Quello rafforzato serve per mezzi di trasporto pubblico e privato, ristorazione, musei, piscine, palestre, parchi divertimenti, cinema, centri culturali e sociali, sale gioco, casinò, sale bingo, stadi, palazzetti, ma anche per sagre, fiere, sale congressi, centri termali, spettacoli, impianti di risalita e sport di squadra. Con lunedì 7 febbraio entrano in vigore anche le nuove regole per la scuola. Alle elementari, medie e superiori la didattica a distanza scatterà solo per i non vaccinati, alle primarie dal quinto caso in su, alle secondarie dal secondo. Per i non vaccinati si dimezza la durata della didattica a distanza, che passa da 10 a 5 giorni. Negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia tutti i bambini restano a casa con 5 o più casi positivi, non più dal primo come accade ora. Il nuovo decreto introduce i tamponi fai da te per scuole dell'infanzia elementari. Chi continua a frequentare in presenza e a un certo punto manifesta sintomi, per rimanere in classe deve effettuare un tampone, anche fai da te, con autocertificazione dell'esito negativo. Chi va in quarantena invece, qualsiasi classe frequenti, per tornare a scuola deve fare un tampone antigenico o molecolare. Basta l'esito del test, non serve il certificato medico. I prossimi step del cronoprogramma stabilito dal governo scattano solo l'11 febbraio, quando sparirà l'obbligo di mascherina all'aperto e quando potranno riaprire le discoteche, dove si entrerà con Super Green Pass. Dal 15 febbraio, infine, tutti i lavoratori pubblici e privati con più di 50 anni dovranno essere in possesso di Super Green Pass rafforzato per accedere al posto di lavoro. Chi non sarà in regola non riceverà lo stipendio, ma non sarà licenziato. Intanto la curva dei nuovi casi di Covid-19 sta scendendo in circa 2/3 delle province italiane, ovunque però i valori dell'incidenza sono ancora elevati, lo indicano le analisi del matematico Giovanni Sebastiani dell'Istituto per le applicazioni del calcolo del Consiglio Nazionale delle Ricerche. La situazione che emerge nelle province dopo aver oltrepassato il picco, la curva sta scendendo, come anche a Pordenone, Trieste e Udine, mentre ha da poco superato il picco Gorizia. Allora andiamo a vedere i dati della pandemia con 2.829 nuovi contagi, 12 le vittime, di cui 9 nella provincia di Udine, 26.925 tamponi processati con una percentuale di positività che ha raggiunto il 10%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 39, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti scendono a 470. Per quanto riguarda l'andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita resta quella 40-49 anni e quindi il 17,25%. Scritte Novax sono comparse questa mattina sulla segnaletica stradale che indica come raggiungere il nuovo hub vaccinale di San Vito al Tagliamento nella zona industriale Ponte Rosso. Dura il commento del sindaco Alberto Bernava: non credo ci sia altro da aggiungere, è inconcepibile tutto questo, siamo indignati, continuiamo senza indugio a sostenere la campagna vaccinale che rappresenta l'unica strada per uscire da una situazione sanitaria e sociale senza precedenti. Ed ora a Sanremo, alle 2 meno un quarto della scorsa notte, con la proclamazione dei vincitori, si è chiuso il festival. Seconda la cantante monfalconese Elisa. Eterea, sorridente, senza età, con il suo ultimo abito sempre bianco, sempre svolazzante, questa volta però non scalza, con le scarpe da ginnastica e il suo amatissimo skate sotto, che la porta prima più vicina e poi più lontana dall'obiettivo sulla promenade di Sanremo. Sono quasi le 3 di notte e da poco più di un'ora si è chiuso il Festival di Sanremo, edizione numero 72, con la vittoria di Mahmood e Blanco. Il loro duetto genderless ha conquistato il 51,8% delle
preferenze. Elisa scarica la tensione, sorride, chiude il suo festival così, con questo video pubblicato sulla sua pagina Instagram. Data dall'inizio tra le protagoniste annunciate dell'edizione 2022, a 21 anni dal suo trionfo con luce, tramonti e nord-est, ha incantato di serata in serata con la sua O forse sei tu, che ha chiuso al secondo posto con il 26,3% dei voti, davanti a Gianni Morandi, e ha conquistato il premio Bigazzi come miglior arrangiamento, per il quale Elisa ha ringraziato l'orchestra e detto è un onore. Niente di più, scrive alla fine del festival la cantante monfalconese sui social, citando le parole della sua stessa canzone e archiviando comunque un altro grande successo in una rassegna che ha raccontato ai suoi fan attraverso i social anche da dietro le quinte, con la sua preparazione, i suoi momenti di relax, le emozioni che l'hanno accompagnata fino a ieri notte e a quella chiusura in pieno stile Elisa, così poco star, così poco diva, così serena ed emozionante in Skate. La cronaca, la comunità ebraica di Trieste del Friuli Venezia Giulia ha depositato in procura un esposto contro Ugo Rossi. La comunità ebraica lascia alla procura la valutazione dell'inquadramento giuridico del reato relativo all'esibizione da parte del consigliere comunale del Movimento 3V della tessera del partito fascista e di quella del partito nazista, invece che il Green Pass per accedere alla risiera di San Saba il 27 gennaio scorso in occasione della cerimonia della giornata della memoria. Si ipotizza il reato di apologia del nazifascismo, di diffamazione nonché di vilipendio delle istituzioni, accomunando l'attuale governo a quello nazifascista. Ugo Rossi, noto per le sue posizioni no vax e no Green Pass, voleva lanciare una provocazione che la comunità ebraica non ha potuto ignorare, da qui l'esposto. Incidente nella notte a Maiano, lungo la provinciale 10, dove un'auto uscita di strada ed è finita a ruota all'aria in un campo adiacente. A bordo della vettura c'erano 4 persone rimaste ferite, in condizioni serie una donna che è stata ricoverata all'ospedale di Udine. Rilievi dei carabinieri, vigili del fuoco del distaccamento di San Daniele per la messa in sicurezza del mezzo. E l'incidente di ieri nell'autostrada all'altezza di Duino, con un'auto contromano che ha centrato in pieno un altro veicolo che è andato a fuoco causando la morte di una donna, ricorda purtroppo quanto accaduto una settimana fa in A28, quando un imprenditore bulgaro, in quel caso, aveva centrato un'auto con 2 ragazze a bordo, uccidendole per poi cercare di scappare oltre la recinzione. Un proiettile lanciato a 170 km/h contromano, poi il terribile impatto con una donna morta all'interno della sua auto in fiamme. Un uomo di 49 anni di Capodistria ieri mattina intorno alle 8:40 ha imboccato il raccordo autostradale di Trieste contromano, procedendo a forte velocità verso Venezia. Secondo quanto trapela, sarebbe entrato dallo svincolo di Fernetti. Ha percorso quindi un lungo tratto di strada a velocità sostenuta fino all'altezza dell'autogrill di Duino, in prossimità di una curva, dove si è scontrato contro un'altra auto guidata da una donna rumena di 57 anni che stava procedendo verso Trieste. Per la donna, residente in provincia di Treviso, non c'è stato scampo, è morta all'interno della macchina che si è incendiata. Lo sloveno ha invece vagato a piedi poi per l'autostrada ed è stato intercettato dalle polizie a 2 chilometri dal luogo del terribile incidente. Ha dato in escandescenze, aggredendo anche il personale sanitario, ed è stato portato all'ospedale di Cattinara. Da quanto trapela, l'alcol test e il tossicologico avrebbero dato esito negativo. L'autostrada da Monfalcone Sistiana è rimasta chiusa fino alle 13:30. Sul posto il 118 con il soccorso, i vigili del fuoco, il personale di Autovie Venete e la Polstrada. Lo sport ha una grande capacità di trasmissione di valori al pari delle feste organizzate dalle associazioni senza scopo di lucro, le quali coinvolgono una grande quantità di persone di tutte le età, un veicolo perfetto per portare avanti i concetti della sostenibilità ambientale. Per questi motivi anche nel 2022 la Regione è pronta a erogare oltre 500.000 euro di contributi per eventi sportivi e feste eco. L'assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarra ha annunciato l'apertura della finestra temporale dall'1 al 15 febbraio per richiedere contributi per la realizzazione di iniziative ecosostenibili da parte di associazioni senza scopo di lucro e alle società sportive professionistiche e alle società e associazioni sportive dilettantistiche con sede operativa sul territorio regionale. E a proposito di sport, alle 18 torna in campo l'Udinese dopo la sosta. Al Friuli arriva il Torino di Juric. Lo sentiamo l'analisi del tecnico Cioffi. La squadra è cresciuta molto, non siamo al massimo, ma ho grande fiducia. Io, siamo una realtà che
che ha la possibilità di crescere con il lavoro e solo con il lavoro, quindi l'essere concentrato sul qui e ora, su oggi, avere la testa su cosa accade oggi in allenamento, in partita, è una priorità. Non ci possiamo permettere lussi di guardare al di là del nostro naso, proprio perché la nostra priorità, il primo obiettivo è la salvezza e quindi per forza si raggiunge una partita alla volta, un allenamento alla volta. Torino è molto di più perché è una delle squadre che a mio avviso copre meglio il campo, che dà tante soluzioni come linee di passaggio, quindi è un avversario ostico. E alle 16:15 il Pordenone a Lignano riceve la SPAL. Andiamo a sentire le aspettative di mister Tedino dopo la rivoluzione mercato. La SPAL ha preso dei connotati diversi con l'avvento del mister nuovo, è una squadra che sicuramente verticalizza molto di più, una squadra che ha ritmi importanti, qualità, organizzazione, è ben allenata, quindi ci aspetta una gara molto difficile, ma in questo campionato qua non ne vedo neanche una di meno difficile di questa, quindi è una partita che porta 3 punti, che dà 3 punti a entrambe le squadre, tutte e due penso che vorranno vincere per migliorare la propria classifica. Ci sono degli aspetti importanti che magari regalano anche un po' di autostima in più, un po' di entusiasmo in più, però bisogna vedere se noi di questa cosa ne abbiamo beneficiato dal punto di vista dell'umiltà, perché l'umiltà fa la differenza, la voglia, l'energia lo stesso, quindi dobbiamo aspettare domani, però sono convinto che abbiamo fatto dei buoni giorni di allenamento. Basket, festa doppia al Palagesteco. Ieri sera la UEB ha battuto per 94-68 Crema nella terza di ritorno del girone B di Serie B, conquistando la 15ª vittoria consecutiva. A questo si aggiunge il rinnovo di Capitan Chiera annunciato a fine partita dal presidente Michalic. Abbiamo giocato con molta voglia, tutte le difficoltà che ci ha messo Crema nella prima parte della partita, anche con delle serie da 3 punti notevoli, le abbiamo superate. Spesso arriviamo negli ultimi minuti a vincerla di solito, per fortuna o per bravura dei miei giocatori, però oggi invece siamo riusciti a chiuderla con un po' d'anticipo e sicuramente questa è una bella notizia. La squadra ha giocato benissimo nel suo complesso, sempre in controllo. Devo dire che Laudoni nel terzo quarto è stato spaziale con la sua energia, che è esattamente quello che ci aspettiamo da lui. Paesano ha fatto una partita sui 2 lati del campo con 3 bombe anche frontali. Rota come sempre, ha aspettato che la partita arrivasse a lui, ma poi Cassese è entrato a 40 secondi alla fine mi sembra, e in 20 secondi ha fatto 2 bombe da freddo, poi era fuori da 9 minuti e mezzo. È un peccato dopo non ricordare qualcuno, poi chiaramente se devo citare uno, il migliore in campo oggi è stato il nostro capitano Adrian Chiera. 2 settimane fa ho detto: Adri, senti, se andiamo su per caso, non è che ti farebbe piacere se ti rinnovassi il contratto? In 30 secondi abbiamo rinnovato il contratto, io stasera, l'altro giorno l'abbiamo firmato con grande orgoglio. Io ho detto ai suoi ragazzi, ai suoi compagni di spogliatoio: questa è una squadra fenomenale, questo è un gruppo fenomenale, se si va su si va tutti insieme, se si sta giù tutti insieme. Per me vuol dire tanto, sono anni che vado dietro a una situazione del genere, a cercare di meritarmi magari il posto in una categoria superiore, e ovviamente il lavoro non è ancora concluso. Siamo in chiusura, ma l'informazione ritornerà in diretta questo pomeriggio alle 17. Grazie per l'attenzione e buona giornata.